Ciao a tutti amici della Good Terror, finalmente abbiamo ottenuto la nostra certificazione europea di pescatore della domenica e dopo tutto questo lavoro è arrivato finalmente il momento di goderci una bella vacanza, un masterclass estivo per consolidare la nostra esperienza e le nostre conoscenze. La scelta del luogo di vacanza però non è mai una scelta facile, però per noi la scelta diventa abbastanza semplice perché abbiamo un unico criterio da tenere sempre in considerazione. E il problema è sempre quello ed è solo uno, e cioè in quel posto si potrà pescare? Internet e in particolar modo Facebook sono una notevole fonte di informazioni. A tal proposito abbiamo conosciuto un simpatico burlone che chiameremo Il Sereno, che ci ha raccontato di uno spot perfetto: acqua cristallina, sassolini bianchi, pieno ma strapieno di pesce immacolato dove nessuno ha mai pescato, nemmeno lui. Ci facciamo quindi mandare le coordinate GPS e nonostante la distanza decidiamo di partire verso questo paradiso della pesca. Abbiamo percorso centinaia di chilometri, ma finalmente siamo giunti a destinazione. Bene, dovremmo esserci, le coordinate del GPS puntano proprio qui. Ecco, oltre questo cespuglio c'è lo spot che stavamo cercando. Migliaia di pescatori sono vittime di truffatori online. Non abboccare a qualsiasi informazione. È una campagna di solidarietà promossa dal Ministero della Fuffa. Ciao a tutti amici della Good Terror, per questa nuova pesca vacanza abbiamo scelto una destinazione particolare. Siamo in Trentino, in Val di Non. Abbiamo trovato su Booking.com un last minute nel piccolo paesino di Revò, appena sopra il lago di Santa Giustina, presso il Maso Sperdossi. Alla prima vista della valle saremo immersi in un oceano di mele. Mele dappertutto, mele gialle, mele verdi, mele rosse, ma comunque tante, tantissime, troppe mele. Il lago sembra subito un ottimo spot, ma dopo qualche giorno che ci giravamo attorno non avevo ancora trovato un punto di accesso e dopo essermi armato di cartina dell'associazione Pescatori Val di Non decido di abbandonare l'idea lago ed iniziare a cercare il mio torrente della vacanza farcito di trote. Ma nonostante l'abbondanza di scelta, di nuovo mi scontro con l'impossibilità di trovare un punto di accesso. Le strade sono a picco su torrenti che scorrono decine se non centinaia di metri sotto di me, in canyon stretti e profondi, tanto che in alcuni casi non ne vedo nemmeno il fondo. Dovevo trovare una soluzione perché in quel momento l'unica pesca possibile era lo spinning alla mela col bruco. E a questo punto che entra in scena la nostra super guida Massimo Chini e un ragazzone simpaticissimo con la nostra stessa passione, la pesca a spinning in corrente a caccia di trote selvatiche. E con Massimo ci siamo addentrati nei meandri reconditi della sua valle, alla ricerca dei suoi tesori in canyon unici e in spot davvero meravigliosi. Ma cominciamo dall'inizio, dal nostro primo appuntamento alle 6 di mattina per una battuta spinning sul torrente Noce.
Boh, Massimo, il primo spezzone non è andato come doveva andare. No. Pazienza, le trote sono antipatiche invece di Ne abbiamo apatiche. viste tante, ma Ne abbiamo viste così, tante. Ne abbiamo viste tanti attacchi, praticamente quasi ogni lancio c'era un inseguimento, quindi poi insomma divertente. Prese 2 trottine, vabbè, adesso andiamo a cercare quelle grandi. Quelle grandi, le mamme. Dove ci spostiamo adesso? Andiamo a nord sotto la diga di Mollaro. Oh, dai. Change the spot. Raggiungiamo quindi il secondo spot, rimanendo sul fiume Noce, girando con la macchina in una stradina che non avrei fatto nemmeno a piedi e che difficilmente saprei ritrovare. Certo che se uno non conosce queste strade, cioè, è impossibile trovare questi spot. trovarli. Segreti, grande Massimo. Ma la parte migliore non è ancora arrivata. Raggiungere lo spot, che si trova parecchio sotto di noi, è stata un'altra impresa. Ok Massimo, devo dire che anche mettendoci la più buona volontà non saprei davvero come tornare qui, nemmeno con Google Maps. Come sempre però, bando alle ciance, armiamo i nostri artificiali e iniziamo a pescare, che il tempo stringe e Massimo deve andare a lavorare. Ma che spot straordinari, amici! E quante trote abbiamo catturato? Nessuna di pezzatura importante, ma tante e tutte meravigliosamente rustiche. Che divertimento! Le abbiamo catturate con qualsiasi artificiale. Abbiamo usato rotanti, maps, martin e poi minnow, crank, perfino gomme. E tutto sembrava funzionare. E non è mica finita qui, Siamo appena a metà strada. Massimo è davvero un compagno di pesca straordinario, conosce bene la sua valle, è armato fino ai denti, ma con un profondo rispetto verso queste piccole creature straordinarie che ci hanno accompagnato ancora per un bel pezzo. Lo spazio qui è davvero ristretto e non mi trovo granché a mio agio, abituato ben a altri scenari ed altri spazi molto più aperti, ma è qui che si vede la grande differenza tra un pescatore come Massimo e un gudo della domenica come me. Ma inutile continuare a spiegarvelo, non saprei davvero trovare le parole giuste, per cui sedetevi e gustatevi questo piccolo angolo di paradiso insieme a noi.
Tecnica, stile e capacità e conoscenza degli spot. Questo fa di Massimo una fottuta macchina da pesca. Vuoi per la precisione dei suoi lanci, vuoi perché ci sa davvero fare. Fatto sta che la mattinata è proseguita allegramente tra diverse catture. Però si è fatto davvero tardi. Massimo deve assolutamente andare a lavorare, siamo davvero esausti e c'è tutta la strada del ritorno, in salita, da fare. Ma c'è ancora uno spot in cui mi deve assolutamente portare. E quando ci arriviamo resto davvero a bocca aperta. Siamo dentro ad un canyon affascinante a dir poco, pescando in un torrente vivo e pulsante. E questo già basterebbe, ma la buca che ci si presenta davanti ci cattura e ci fa dimenticare l'ora, la stanchezza e siamo pronti per gli ultimi lanci di questa avventura. Bene, caro Massimiliano, tanto abbiamo un fiatone entrambi perché la risalita è stata Disastro. davvero 40 gradi. veramente impegnativa. Andare bello, il torrente fighissimo, Kenyo spettacolare, tutto bello, fresco, ma il ritorno veramente, ragazzi, devastante. E io non so ancora come ringraziarti, sei stato veramente gentilissimo È stato un piacere. e mi hai portato in posti veramente straordinari. Grandi Good Terror. Tantissimo, grandissimo. I giorni successivi al mio incontro con Massimo li ho passati da turista. Il paese di Cles è il centro più votato al turismo. Qui si possono comprare le licenze per la pesca, al centro informazioni turistiche ed è sempre pieno di gente e c'è un po' di vita sociale. Sempre alla ricerca di possibili spot, ci dirigiamo verso i laghi artificiali di Tavon e Coredo per una passeggiata in mezzo al verde e dopo una rapida occhiata incredula alle carpe che pascolavano a bordo riva, ci fermiamo ad assaggiare qualche salume locale e dopo un buon pranzo puntiamo ancora più a nord della valle per raggiungere il lago Smeraldo e il canyon del Rio Sas. Il lago è davvero color smeraldo, ma è un po' diverso da quello che mi aspettavo. Carina come situazione, ma non è decisamente lo spot per me. In compenso il canyon del Rio Sas mi è piaciuto molto, davvero pittoresco e ti lascia una piacevole sensazione di quiete e serenità. A metà pomeriggio torniamo al Maso Sperdossi, cogliamo l'occasione di assaggiare un vino speciale, il Groppello di Revò, vitigno autoctono quasi estinto ma ora recuperato e davvero pregevole. Tra un bicchiere di vino e una grappetta, il titolare mi confida che esiste proprio a Revò un accesso per il lago. In vino veritas, per mia fortuna, sia lodato il Groppello! Ora mi prudono leggermente le mani. Abbandonate brutalmente quella santa di mia moglie e la pupetta, sono pronto per partire alla volta del lago. È quasi sera. Ho poco tempo, non ho la più pallida idea di come si pescano i reali e non nemmeno l'attrezzatura giusta, ma ne voglio uno.
Sono troppo contento, finalmente preso il mio primo reale. Certo, non il re dei persici, ma dopo il ramo infame e una trota kamikaze finalmente ho centrato l'obiettivo. L'oretta di pesca spensierata nel lago è continuata fino all'ultimo raggio di luce utile e ho catturato ancora qualche persico e altri pinnuti vari. Non ho capito granché come ci sia riuscito, Fatto sta che non avendo attrezzatura da light spinning, testine e gomme adatte, mi sono arrangiato con il vecchio Gulo System, già collaudato, ovvero una testina piombata da 4 grammi con dei vermi di terra. Poco ortodosso, forse come sistema, poco tecnico, ma il risultato è quello che conta e la battuta si conclude al calar della sera con l'ultimo reale. Nonostante le dimensioni contenute, devo dire che questi pesciolini sono davvero avversari sportivi e fieri combattenti. Un saluto veloce al lago e si conclude qui la mia esperienza con il lago di Santa Giustina, che andrebbe di sicuro approfondita. Ma tempo fugit e ho ancora una tappa che mi preme, i salmerini del lago di Tovel. L'ultima tappa di pesca della nostra vacanza è il lago di Tovel, famoso per i suoi salmerini alpini. Tronfio del mio primo reale, l'intento è di catturare anche il mio primo salmerino alpino. Il lago è di una bellezza indiscutibile, panorami mozzafiato con le Dolomiti dell'Adamello Brenta che lo sovrastano con le loro cime, ma viene chiamato anche il lago dell'orso, perché qui c'è la reale presenza dell'orso bruno, con tanto di cartelli che spiegano cosa fare in caso di incontro. Sì, intanto bisogna arrivarci a questo lago. Dunque, questa cosa del lago di Tovel mi è un po' sfuggita di mano. Allora, non si può arrivare con la macchina. Ci sono solo i pullman, però i pullman cominciano alle 10 con tutta la gente, quindi fa il bagno e pescare non se ne parla. Noi siamo partiti di casa alle 7 e quindi sono andato con la macchina fino su, ma non si può perché non ho il permesso. Ho scaricato la Paola e ho cercato un parcheggio che si trova a mezz'ora di camminata che io adesso mi sto facendo. Adesso ci aspetta l'ultimo pezzettino a piedi, ma c'è la presenza dell'orso. Mamma mia. Inizio a pescare di buona lena utilizzando dei piccoli rotanti del numero 2. Provo dei Maps, dei Martin, color argento, color oro, pallini rossi, pallini blu, piccoli minnow affondanti, lancio nel sottoriva, lancio tra i tronchi sommersi, cerco buche profonde, zone in ombra, zone al sole, ma non c'è verso di riuscire a sentire una mangiata. Sento l'immancabile puzza di cappotto che aleggia come una carogna stantia dopo la pioggia, ma mi sono alzato all'alba, ho fatto mezz'ora a piedi, ho sfidato serpenti, orsi, vigili urbani, ho speso 15 euro per la licenza e non ho visto l'ombra di un salmerino. Anzi, non ho visto proprio l'ombra di un pesce, se non una salmerina alpina sfuggevole e un po' di foraggio sotto riva. Niente da fare, Tovel è stato un buco nell'acqua. Che delusione! E così eccoci di nuovo a fare i turisti. Ci spostiamo nel paese di Thon per visitare il castello di Thun. Che fantasia, eh? È un monumentale castello di origine medioevale, fra i meglio conservati del Trentino, proprietà della potente famiglia dei conti Thun. Mentre visito questi luoghi non posso che pensare al mega cappotto del lago di Tovel e al fatto che la mia vacanza di pesca non possa finire così. Il giorno dopo, quindi, ritorno a gironzolare per la valle cercando punti di accesso ai vari corsi d'acqua, quando finalmente un segno, un arcobaleno nitido e completo mi si presenta davanti e poco dopo trovo la mia pentola d'oro e sono pronto per riscattarmi dalla deludente pescata di ieri. Dunque, prima di cominciare, ricapitoliamo un po' quello che ho imparato da Massimo in questa vacanza. Silenzio totale. Il modo in cui ci avvicineremo all'acqua è determinante, basta poco perché le trote scappino nelle loro buche. Affronta il torrente controcorrente. Se le trote sono in caccia, saranno con il muso rivolto verso monte in attesa che qualche verme o qualche insetto arrivi trasportato dalla corrente. Attenti agli scivoloni. Pietre lisce e acqua sono una coppiata fatale. Pratica il catch and release. La natura ringrazierà. Bene, fatto un po' il punto della situazione, è ora di mettere in pratica quanto imparato e iniziare ad affrontare in solitaria questo tratto di torrente.
sa che ci ho preso davvero gusto a pescare in torrente queste trote, e anche se non ho avuto in questa avventura la fortuna di trovare il pesce dei sogni, poco importa, perché per me erano tutte meravigliose. È sempre un privilegio per me poter pescare in Trentino o in Alto Adige, in spot naturali, all'insaputo di tutto, dove dopo ogni piccola curva o ramo si scopre una nuova vasca, con una nuova cascatella, e ogni approccio corretto, seguito da un discreto lancio, si trasforma in una cattura di qualità. Belle, snelle, selvatiche, con le loro pinne gialle e le livree multicolore, scaltre, astute, guardinghe, furfanti. Questa pesca è contatto fisico vero con la natura, quella natura che grida e stride per sopravvivere a chi non la rispetta, perché è sempre l'uomo che fa la differenza, e non saremo mai uomini migliori se non sapremo rispettare la natura e i suoi tesori.